Restano appuntati al petto di Elena Covi e Giuseppe Lavela gli scudetti regionali assegnati per la quarta volta dal Comitato Veneto e consegnati al termine di un lungo pomeriggio di finali ospitato allo Sporting Life Center di Breda di Piave, nel Trevigiano. Il portacolori del TC Padova si è confermato campione veneto di seconda categoria, superando in finale con il punteggio di 7-6-6-4 il favorito Tommaso Gabrielli, mentre Elena Covi, giocatrice tesserata per il club veronese di Dossobuono, si è imposta in 3 set su Iris Burato del Porto Gruaro. Anche quest'anno veramente è stato un grandissimo successo, con 350 iscritti, con 70 giocatori di seconda categoria. Con questa manifestazione comunque abbiamo premiato i campioni regionali di quarta categoria, di terza categoria e anche l'assoluto. Quindi una manifestazione per tutti i tennisti del Veneto, e vorrei dire che è stato un grande successo in un impianto veramente straordinario. Teatro per la seconda volta in stagione di una delle principali manifestazioni tennistiche organizzate dal gruppo di lavoro del presidente Scotton è stata, come detto, la splendida cornice dello Sporting Life Center. È un piacere, è un onore ed è davvero una bella possibilità anche di far conoscere il circolo, e per noi è sempre un piacere portare manifestazioni della federazione e dare il giusto risalto a quello che è un appuntamento così importante. Il campionato regionale, istituito solo 4 anni fa, è solo la punta dell'iceberg dell'enorme lavoro affrontato quotidianamente dal comitato regionale. In Veneto facciamo circa più di 500 tornei nel corso dell'anno e il lavoro che noi del comitato regionale riusciamo a fare è importantissimo, perché riusciamo a gestirli e a suddividerli nelle varie settimane senza avere accavallamenti di un torneo sull'altro. Quindi questa è una cosa fondamentale, ci vuole moltissima organizzazione.